Sardegna Motor News, Alessandro Pugedo, oggi secondo classificato qui alla gara di Gavoi. Alessandro, le tue impressioni sulla gara? È stata una bella gara, molto bella soprattutto la prova in linea, secondo me è la migliore del campionato, mi sono divertito molto. Invece il fettucciato per la mia guida è stato un po' magari troppo tortuoso, però ho cercato di difendermi e ho portato a casa il secondo posto. Lo scenario di gara oggi a fianco al lago di Gusana, molto bello. Veramente bello, un bel paesaggio, tutta la gara si svolgeva in un sottobosco, quindi molto bello, e passavamo proprio sopra il lago. E il fettucciato poi proprio lì a due passi c'era una visuale bellissima. Il fettucciato era molto tecnico con piccole accelerate. Sì, molto tecnico e soprattutto molto viscido all'inizio. Quindi bisognava guidare un po' senza forzare più di tanto, ma andando pulito uscivano i tempi. Il tempo stamattina prometteva pioggia. Sì, prometteva pioggia, però fortunatamente ha fatto una bellissima giornata, perfetto. Voglio ringraziare gli sponsor, che sono la Motopoint Racing di Quarto Sant'Elena, Andrea e Mondo, che mi danno una mano per il campionato, il Motoclub Flumini Maggiore e poi un amico di Gonnesa, Andrea Piga dell'Ergovision, che mi dà una mano per fare le gare.